dopo prendo il power bank per quando sarà il momento. Chi? Tira il gancio e si gira Tira sulla guardia. Vai! Dai, corri! Madonna, papi. Coccone. E buone hanno capito. Meglio, ma prendilo bene, no? Con il braccio. Basta sostanza. Vai Yuri! Gli ultimi 10 secondi. Eccolo lì, vedi che è uscito, si è tirato giù. Ah! No, che passa? Vai, bravo! Cosa guardi là che dobbiamo vedere? Vai! Vai! Vai, Yuri! Vai! Dai Yuri però! Vai! Vai! Dale, cojones! Ha fatto bene, ha preso qualche impegno, ma ha fatto bene. Voglio male, voglio male. Non ti vedo? Vai Yuri! Adesso da credo. E se te sopporto da ieri, magari non lo vedo. Ho preso un po' troppi gol. Ma non lo sta prendendo bene. Scusa. Dai Yuri! Tutto a posto. L'ho preso di coglioni. Tutto a posto. Dai Yuri! Esci! Esci da lì! Dai Yuri! Che cazzo, bravo! Dai Yuri! Vai! Secondo. Vai! Vai.
Ahí, dale. Vai, Yuri! Dale. Ahí, dale, dale, Yuri. Otra más, Coro. Ahí, dale. Bravo, vai. Bravo, vai. Dale por la oreja, Coro. Dale. Dale, Cora. Dale. Dale, Yuri. Ahí, dale. Sal de ahí, sal de ahí. Mamma che non ti capisco. È motivato. E prende va via, è grande no? Ah, c'è un sole. Fuori in secondi. Vai, Yuri! Inizia la terza, l'ultima ripresa. Dale, cojones! Dale! Suélalo, suélalo! Quando inizio a filmare. Su con la guardia! Su con la guardia! Non sto prendendo. Cosa guarda là? Dai Yuri! Vai, attacco, vamos! Dai Yuri! Dai Yuri, tu, finisci tu!
qualunque sia il bellissimo spettacolo, pagando complimenti davvero. Vi ricordo che tutto questo è visibile in diretta streaming sul canale YouTube con Sottovoto, ma come dico sempre, sono abbiamo oggi i cartellini all'angolo e allora andiamo a lettura dell'aperto. Dove vai la vittoria? In questo incontro viene vinto ai voti dalla blu, Grazie. consueto scambio e l'incrocio delle medaglie con l'applauso del pubblico presente con questo applauso. Passaggio di consegne tra l'arbitro Marco Celli e l'arbitro Gianluca Cecaposso che sale per la prima volta tra le corde e quindi viene accolto l'applauso del pubblico presente. E lui il compito di andare a gestire la forza, l'eroenza e la voglia di ben dimostrare Deve stare qua con me o là con lei? a casa. E allora dicevo pronto ad accogliere il signor Ring che non appena Ehi! Tornare al bagno. Con l'applauso Mario Liberti. E all'angolo rosso ancora poco mangiare dei colori del Bruno, andiamo ad accogliere il rosso Gianni Doria Iao. Ah, è un fatto tutto. Al peso 69,5 kg angolo rosso e 68,6 kg angolo blu. Ma non guarda, lei non guarda su. Cojones. Ehi! E mi raccomando che il tipo si faccia sentire per Gianni Doria Iao. Ehi! Dai Gianni! Dai Gianni! Vai avanti Gianni! Che non si capisce un cazzo, si capisce. Guarda la guardia, guarda il bianco con la guardia, l'altro la guavosa con la guardia alta. Dai, baby, go!
quelle le arrivano adesso. Guarda che, guarda, sai cosa faccio ieri sera? Da casa, sarà 100 metri da casa mia. Sopra e sotto Gianni! Dai!
Vabbè, vado tranquillo, Iniziano gli ultimi 3 minuti. L'ultima ripresa. No, scusa. Dai Gianni! Dai! Dai Gianni! Che testato però, porca puttana. Cuba, che sta dicendo? Dai Gianni! Vai avanti tu! Dai Gianni! Da vicino però se la portavi su. Sì, Yuri, stai facendo meglio te? Hai fatto meglio te di quello che sta facendo Gianni, mi aspettavo sinceramente il contrario. La seconda che io devo fare meglio, Ma non sto prendendo tanto. no, sta Guarda quindi che prende. Dai Gianni però! Porca puttana. Ha perso anche lui. E questo incontro viene vinto ai voti dalla blu. Vai!
stelle, per cui un grande applauso per il cambio internazionale che è arrivato a Vicenza direttamente da Lecco, e quindi a lui con il compito di andare a gestire quello che sarà il terzo e l'ultimo giorno fuori programma per quanto riguarda questo post-milione di giorni di pomeriggio. Siamo pronti poi per mettere insieme una nuova città di Germania, che sa che sarà il risultato finale di questa Germania ricorda migliaia e migliaia di notti in piedi, ma nel contesto allora andiamo a chiamare porta maggiore dei colori della Unifica Scaligera, accompagnato da Italiano Visconti, accogliamo con un grande applauso Michael Zabordi. E ancora accompagnato ovviamente da Jesús Solano, uno che deve sessante nel corso del pomeriggio, allora andiamo da qua del lato rosso per la presenza Esami Alina. Miami! Dai, fare l'operazione chirurgica qua. Dai! Operalo! Miami! Sta andando meglio. Sta andando meglio. Io non ancora armato, va sempre avanti. Dai, coño, dale! Ma se lo prendo con quel lancio lì non si gira. Vedi come Dai, coño! ancora. Bene, bene, bene. Che palle veloce l'arbitro. Dai, amica! Se l'ha sentita. La cosa è già fin qua. Termina la prima ripresa, la Michael Zabordi e Esami Alina. Questa giovanissima
invece qua andiamo insieme. Guarda la terza pelle. E qua la prendiamo insieme. Ai, 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 ai. Vai, Ottagone! Otro más! No, bello! Sì, le cava, ma non cade, no. Van avanti quando lo prende bene. Termina la seconda ripresa. No, tengo la sola io. Ti tengo. Dove dentro? Ah, ok. L'hai lasciato oggi? Ho lasciato un metro Metro di distanza, mette che anche la mascherina.
per incontro potrebbe essere questo è anche il incontro che va a concludere il fuori programma per questa Boston Games domenica pomeriggio, a cui seguirà ovviamente la World Italia in Germania. potrebbe essere E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu, Michael Lavorni, vengono consegnati le medaglie in ricordo di questa giornata, in questo momento vengono ringraziati anche. Vabbè, dopo 9 minuti di pugni quando starci, dai, che abbiamo minuti di sfrattamento. Avete salutato Carlo così, una proposta dalla ragazza di alla signora Niccolini. E noi a questo punto possiamo andare a vivere insieme quello che sarà la nuova match in Italia e Germania, ci sarà una grande presentazione, ci sarà molto da poter vivere insieme. Prima di poter procedere chiediamo cortesemente a Francesco a favore dell'organizzazione del secondo Winner League, quindi farvi partire il turno. Possiamo fare un applauso per Francesco Ricorda, cortesemente, che è uno dei due in questa giornata insieme a Isus e Solano. Davvero, se non ci fossero stati due in questa giornata non c'è stata quest'altra, pertanto grazie davvero per il vostro. Ok, allora come vi dicevo, siamo venuti per una grande presentazione, vedo che il pubblico non manca, qualsiasi inquadra, alza quando scendono adesso. Vieni qua, scusami un attimo, va. alza questo. Io vorrei ricordarvi che le compagini italiane la compagine inglese saranno accompagnate per non Capisco nulla. proprio di queste terre, perché è da qui, è da Vicenza, che tutti i santi giorni prendevano sua macchina per un giorno per andare a Stato, per andare a allenarsi, per tornare, insomma, quindi davvero un grande piacere. Quando voi Francesco sono pronti per le presentazioni, siamo pronti, ricordiamo che la presentazione per la prima buona della squadra tedesca, poi per la squadra italiana, scenderanno da questa scala
Come? Non ho fatto un calcolo. Abbiamo detto io Davide che ha inquadrato tutta la discesa dei ragazzi, basta rimetterlo. E certamente pronto
you so much. And now we are at a sad moment, but we wanna live together because exactly today, one of the best friends of the boss start for a new life in the sky. E ora vogliamo assolutamente cercare di ricordare con un grande momento, un grande amico del pugilato italiano, del pugilato veneto in particolare, è stato presidente della Federazione Pugilistica Italiana, e allora ricorderemo con un minuto di silenzio colui che oggi ha deciso di guardarci dall'alto. Noi vogliamo dedicare, signor Presidente, un grande ricordo con questo applauso che i risultati di questo concorso è stato veramente un grande amico. A lui tanto dobbiamo per aver portato il pugilato avanti fuori e noi per ormai il palazzetto dello sport. Sono convinto che avrebbe tantissimo aver portato anche questo centro commerciale più armalato questa giornata, questi 2 giorni intensi. E allora a lui dedichiamo questo pomeriggio, ma a lui e a tutti noi italiani dedichiamo l'inno, il canto degli italiani, l'inno di Romania. Non avevo ancora iniziato a sudare con una emozione tanta, per cui è normale. Molti occhi giusti. Signore e signori, siamo pronti per vivere la vostra mania questa domenica pomeriggio dedicata a qualcuno che appunto dall'alto ci guarda, ma ancora grazie a Gesù Salano e a Francesco Ricobra per aver organizzato tutto questo, e ovviamente grazie alla disponibilità e alla gentilezza del centro commerciale della radio, che più tardi andremo anche a festeggiare in qualche modo a rendere omaggio a questa giornata. Noi siamo pronti per vivere il primo del dual match, qualcuno è nel cuore, vedremo se andrà a finire come la famosa Italia giornata, per non sa fare altro nei tanti momenti, e non era un'informazione per me. Allora andiamo invece a cogliere sul ring, l'arbitro
Sorry, Mr. Thomas Cook. Mr. Thomas, we are waiting for your father. Thank you. Facciamo partire i 5 minuti, start the 5 minutes. Grazie ancora a Cede. Sullo studio di Music Show, tutto pronto. Inizia la prima ripresa, start the first round. È solo per te alla fine. Sì. Non poi, Io ti ho messo Chili.
60 Yuri. 60? Sì, sì. No, 57, scusami. Impossibile perché 60... No, 57. Ce n'è uno che ha dato contro di me? 58? 57. Perché fanno fino alla scalata, no? Adesso sono 57. Tu vieni entrato. Scendi le scale in mezzo alla corte. Sì, scendi le scale anche se non Termina la prima ripresa, stop, il first round. Da Simone Cuomo, Italia e Axelari Anni, Germania. Ma che era cos'era quello? Yogurt, fragole, panna e quelle robette lì. Ma se si vuole si può anche non avere una scelta. un sacco di topping diversi. Ma quale hai preso? No, Ah, giù. Dopo mi fa la voglia. Giù. Ma non chiami così. In Germania mi ha tirato 4 di quei sganascioni, mi ha tirato 2 ganci, di seguito l'ha preso, poi ho sentito fino a 4. Però non è male niente. Adesso mi sto più rilassando. Bello! Bello! Vedi, questi sono i colpi che dovete dare, no? 2 colpi e basta. Ma hai visto il tedesco come se la ride? Ah? Hai visto il tedesco come se la Sì, ride? sì, ho visto che se la ride il tedesco. Porca puttana. Mi sarà abituato a Ivan Dragon, De Rocky. Finché le prende a ridere non ho mica tutta questa storia. Non è più tanto adesso.
una paglia, sembra fumare, ti penso a vincolarmi il posto, proprio sei lì che tendi, che ti vedo, bravo. Ah, poi, facciamo così. Anche Poi i secondi servono out. Per birra, meglio se... Meglio che così birra. Vieni qua con noi. Paolo, dimmi qualcosa. Hai visto come vanno avanti con 4 o 5 colpi? Quello è il lavoro loro. Se vengono 3 volte al giorno, 4 o 5 colpi. guarda che non fanno un sacco. Loro si sciocca. Campione nazionale più potente del mondo. Sì, sì. Questa è la loro. Questa è la nostra. Ride. Sì, sì, ma ride sempre. Che le prendono che no? C'è un problema. Non sei in grande. No, forse in grande. Termina qui la terza l'ultima in testa, stop, e nella round between Simone Uomo, Italy, and Axilari Anni, Germany. Non perdere il vostro applauso per questi due atleti che hanno iniziato il secondo centro pronti per la raccolta dei cartellini e per la lettura del biglietto.
Ma appena combate si siede... Non sta per combattere. Tutto pronto per iniziare. È tuo zio io mi ho detto. È tuo zio nero. Anche il padre è bianco. Tu hai combattuto Sì. Era due volte. la legama di nazione. Sopracciglio sinistro. Bello! Ah, bello, eh! Vai, vai. Fuori 10 secondi, second out. Second round.
passato? Quanti incontri sono passati? Uno. Dato dal supermercato. 20 centesimi l'ho pagato. No, è un ritorno questo. Ma alla fine è Coca-Cola costa il costo del supermercato, tanto c'è il tennis. Magari pagare ogni via Gianni. Sono il suo messaggio, guarda. Luce! Chiaro! Fuori di secondi, second out, please. Inizio la terza e l'ultima ripresa, la strada. Anche non è mica wrestling, sì. Esatto. Gli è partito l'anno. L'ho toccato per terra con guanti.
Sto prendendo non ho tempo. Non ho tempo. Questo è il che chiede la terza e l'ultima impresa di questo round. Sì. Dopo il first and the last round between il Paolo Scende, Andro per l'Italia e K. Kimet, Andro Rosso per la Germania. Non posso vedere quanto. 70%. 70%. Sparo adesso. E questo incontro viene vinto ai punti. On the blue corner, Youssef. Posto, ciao. Ma perché hai fatto avere i capelli? L'ho toccato qua, non c'era niente. Ma sempre qua. Questo è andato avanti che sei un bel po'. Mi piace. Era Gianni. Ah, bravo, Davide!